La DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Palermo, misure di prevenzione, del valore complessivo di oltre 150.000 euro appartenente a un imprenditore operante nel settore della raccolta delle scommesse, indiziato dei reati di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di gioco, scommesse, riciclaggio e autoriciclaggio. La misura di prevenzione patrimoniale applicata scaturisce da una proposta avanzata dal direttore della DIA, nell'ambito della quale venivano valorizzate le risultanze investigative emerse in diversi procedimenti penali a carico del preposto e radicati in diverse procure della Repubblica, quali quella di Catania, Reggio Calabria e Salerno. Veniva perimetrata la pericolosità sociale del preposto in arco temporale 2015-2019, nell'ambito del quale si poteva ricostruire una sperequazione tra le entrate e le uscite che ha permesso al Tribunale di Palermo di ritenere, secondo le norme del codice antimafia, che l'interessato abbia vissuto anche in parte dei proventi derivanti dalle attività delittuose penalmente contestate. Il provvedimento di sequestro comprende anche delle quote sociali di un'impresa operante nel settore agrario ed energetico, 2 immobili, denaro nella disponibilità del destinatario del provvedimento ablativo e di un proprio congiunto riconosciuto dall'autorità giudiziaria terzo interveniente.